Buongiorno, oggi è martedì 4 giugno 2024. Il sole sorge alle 5:40 e tramonta alle 20:17. La luna si leva alle 3:46 e cala alle 18:20. Oggi è il giorno di San Quirino. Il nome Quirino deriva dal latino Quirinus, soprannome di Romolo, e significa armato di lancia. Oggi è la giornata mondiale dei bambini innocenti vittime di aggressioni, istituita nel 1982 dall'Assemblea Generale delle Nazioni Unite per portare il tema della violenza sui minori all'attenzione mondiale, con l'obiettivo di sensibilizzare e garantire l'impegno delle nazioni. Compie oggi 52 anni Pierfrancesco Di Liberto, più conosciuto come Piff, attore e regista palermitano. Sono state le Iene a lanciarlo nel mondo della televisione e a trovargli questo nomignolo. Quindi, seguendo le orme del padre, Pierfrancesco ha diretto 3 film, esordendo nel 2013 con La mafia uccide solo d'estate. Festeggia 49 anni Angelina Jolie, strepitosa attrice e regista statunitense. È considerata una delle donne più belle del mondo. La ragazza ha tentato la fortuna pure in Italia, ma dopo un provino per un film, a lei è stata preferita l'attrice Alessia Merz. Regina del gossip per la sua lunga relazione con Brad Pitt, sposato nel 2014, è nota inoltre per il suo impegno come ambasciatrice dell'Alto Commissariato delle Nazioni Unite per Rifugiati, attività che l'ha portata anche a Lampedusa. Buon compleanno infine al calciatore Lorenzo Insigne, che compie 33 anni. Dopo essere entrato a far parte del settore giovanile del Napoli nel 2006, a 15 anni compiuti, il 2 settembre del 2012 venne per la prima volta convocato in nazionale maggiore per le partite contro Bulgaria e Malta, valide per le qualificazioni al campionato del mondo del 2004. Lo ricordiamo chiaramente protagonista nella vittoria azzurra agli europei. Un uomo in jeans con un berretto rosso in tasca, di spalle, davanti a una bandiera americana. Vi dice qualcosa? Questa iconica immagine rappresenta la copertina dell'album Born in the USA di Bruce Springsteen, pubblicato il 4 giugno del 1984. L'album ha venduto oltre 30 milioni di copie in tutto il mondo. Sapevate che durante la prima proiezione pubblica dei Fratelli Lumière del 1896 il pubblico scappò dalla sala per paura di essere travolto da un treno? Stiamo parlando dell'arrivo di un treno alla stazione di La Ciotat, che rappresentava appunto l'arrivo di un treno in stazione, con un'inquadratura non frontale ma inclinata, che permettesse di dare una maggiore profondità di campo ed un'intensa immedesimazione allo spettatore, talmente intensa da causare appunto una tale reazione e sancire la nascita del cinematografo come intrattenimento. Buongiorno ai 12. Oggi un'abolitiva luna in Toro determina una visione delle cose un po' più morbida, romantica e volitiva. Vediamo un po' come cambia lo zodiaco. Ariete, il vostro cielo è fatto di una splendida luna nella casa della visione delle cose, che vuole essere più romantica, morbida, ma soprattutto territoriale. È un Mercurio di terza con cui potrete brandire l'arma più potente del mondo, la vostra ritrovata e carismatica comunicazione. Toro, la luna oggi regna sovrana nei vostri gradi e vi ammorbidisce, vi fa sentire di nuovo desideri e anche grande possibilità di creare quel momento speciale che da tanto aspettavate. I Toro tra oggi e domani avranno delle piacevolissime sorprese. Gemelli, una luna un po' emotiva di 12ª casa, ma ben poco può con Mercurio, Giove, Sole e Venere nei vostri gradi zodiacali. Per adesso siete più intensi, fortunati e ampi dello zodiaco. Mercurio forse parla un po' troppo.
Cancro, la giornata di oggi è una luna compatibile, quindi vi ammorbidisce e vi rende assolutamente più disponibili a essere più comunicativi con gli amici, più affettuosi e a creare nell'ambiente una maggiore capacità di scambio. I sogni oggi hanno la possibilità di diventare realtà, magari non tutti, ma qualcuno a cui tenete in maniera speciale, forse sì. Leone, la giornata di oggi è una giornata che prevede una luna di quadratura, ben poco potrà contro tutto il sostegno planetario che avete ormai dai pianeti Sole, Venere, Giove e Mercurio, per cui seppure c'è qualche piccolo ripensamento, nulla vi impedirà di passare una splendida e fortunata giornata. Vergine, la giornata di oggi prevede una luna amica e un Mercurio, proprio quel Mercurio un po' distonico. Oggi troverete più sicurezza nell'affetto che non nella comunicativa lavorativa e ben venga. Del resto il mondo degli affetti è un mondo che è stato molto sacrificato negli ultimi mesi per voi a favore di un lavoro che promette sempre di più. Bilancia, la giornata di oggi prevede una luna un po' pensierosa, ma Mercurio, Giove, Sole e Venere sapranno perfettamente come dipanare i vostri dubbi, proprio perché adesso c'è bisogno di una nuova strategia. Qualcuno di voi incontrerà qualcuno di importante per discutere di una questione di massima urgenza. Scorpione, la giornata di oggi prevede la luna in opposizione, è la classica luna storta, anche se Mercurio ieri ha cessato le ostilità, oggi la vostra emozione potrebbe farvi cercare nel passato qualcosa a cui tenete tanto. Sagittario, oggi è un Marte che vi dà molta energia nei suoi ultimi gradi in Ariete, molti di voi sono pronti a partire per qualcosa, anche se le tensioni planetarie d'opposizione di ben 4 pianeti in Gemelli, tra cui Mercurio, vi rendono tutto un po' più difficile e confuso, siete di nuovo nella posizione di puntare all'obiettivo e di guardare in alto, alle stelle. Capricorno, giornata oggi con una luna splendida per voi, affetto e sensualità e decisamente una morbidezza maggiore, proprio perché questa è una settimana molto indicata per le passioni. Acquario, la luna di oggi è un po' storta e in quadratura, ma ben poco potrà con 4 pianeti a favore dall'amico Gemelli. Ed eccovi trasformarvi in una persona sempre molto dinamica, ma con dei limiti emotivi che non vi permetteranno di esagerare in tutta una serie di direzioni. Se pensate qualche volta di aver detto qualcosa di troppo, la luna oggi vi farà centellinare le parole. Pesci, una luna oggi molto amica che vi risolleva un po' dal tradimento di Mercurio ed ecco che se ieri è stata una giornata più dedicata alla razionalità, oggi potrebbe esserla più agli affetti e alla comunicazione affettiva. Qualche piccolo in famiglia potrebbe dare oggi una bella notizia. Una mela incompleta che oggi campeggia sulle scrivanie di tutto il mondo. È la storia di 2 amici visionari, Steve Jobs e Steve Wozniak, che nel loro modesto garage californiano hanno dato vita a un PC che non solo conquisterà i professionisti, ma anche le famiglie di tutto il pianeta. Da quel 4 giugno del 1977, il mondo della tecnologia non sarà più lo stesso. Oggi vi svegliamo un famoso modo di dire: a bird in the hand is worth 2 in the bush. Tradotto in italiano come un uccello in mano vale 2 nel cespuglio. Questo detto ci insegna che è meglio tenere stretto ciò che già abbiamo, anziché rischiare per qualcosa di incerto. Un modo di dire simile lo abbiamo anche in italiano: meglio un uovo oggi che una gallina domani. Come fare per recuperare tutti gli episodi del Almanacco che avete perso? Nessun problema, ci trovate on demand su YouTube sul canale Sicilia Play. Oggi scopriamo Giorgio III di Hannover, il re di Gran Bretagna e Irlanda che ha scritto la storia. Giovanissimo e ambizioso, salì al trono e si unì in matrimonio con Sofia Carlotta di Mecklenburgo-Strelitz, dando vita a una vera e propria dinastia, con ben 15 figli.
Ma come in ogni grande racconto, si nasconde un'ombra minacciosa. La follia si impossessò di Giorgio III e si sospetta che sia stato avvelenato da arsenico. Ebbene sì, dalle stesse medicine che avrebbero dovuto guarirlo. Ma non è tutto. La serie TV di successo, La Regina Carlotta, ci svela la grande storia d'amore tra i due sovrani e gli inquietanti metodi di tortura adottati dal dottor Francis Willis nel tentativo di guarire il re. Ci salutiamo con la frase del giorno. L'eleganza non è farsi notare, ma farsi ricordare. Si conclude così la puntata di oggi e noi speriamo di farci ricordare da voi almeno fino a domani, fino alla prossima puntata di Almanacco. Buona giornata!